Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Niscemi, per fortuna, la frana non avanza, malgrado la pioggia della notte. Arrivati i soldati per rendere accessibili strade e aree rurali. Ancora 1300 gli sfollati, le scuole riapriranno lunedì. Tra poco in diretta gli aggiornamenti dai vigili del fuoco e la disperazione di chi ha perso tutto. Per Niscemi, stop del governo a mutui e tasse, al vaglio ammortizzatori per le aziende. Il ministro Musumeci propone un'indagine amministrativa per verificare perché non si è fatto nulla per evitare i disastri dopo la frana del 97. Solidarietà concreta, il comune di Gela offre agli sfollati di Niscemi gli alloggi sequestrati alla mafia e le abitazioni inizialmente destinate ai meno abbienti, l'housing sociale, cioè proposte anche aree per una possibile ricostruzione. Catania, ciclone Harry ha distrutto lidi e strutture balneari. Il grido d'aiuto degli operatori del settore è rinviare la direttiva europea per agevolare ripartenza e investimenti. Catania. Un giallo, la morte dei 3 cacciatori trovati crivellati di colpi nelle campagne di Montagna Reale, nel Messinese. Ipotesi omicidio-suicidio. Palermo, 5 arresti allo Zen, compresa una famiglia, padre, madre e 2 figli, tutti accusati di spaccio. Anche elicotteri nella nuova offensiva dei carabinieri contro droga e armi. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani sarà impegnato sul campo di Bari. Mercato si allontana Tramoni, ritenuto incedibile dal Pisa. Calcio in Serie C, il Catania si prepara alla sfida contro il Sorrento. Gli ultimi innesti consentono maggiori scelte, ma il tecnico toscano ha i suoi punti fermi. Bentrovati, ci colleghiamo subito con Niscemi dove c'è in diretta per noi Lorena Dolce. A te Lorena. Eccoci Michele, siamo qua a Niscemi, come dicevi tu nei titoli ha piovuto tutta la notte, oggi fortunatamente è tornato il sole ma è una pioggia che faceva paura perché ha piovuto su questo paese di 23.000 anime dove la vita da domenica scorsa è stata stravolta, non è stata più la stessa, ma ha piovuto anche su questa frana, questa ferita lunga 4 chilometri che taglia il paese proprio nella parte che si affacciava sulla piana di Gela, diciamo che si affacciava perché è proprio quella la zona interdetta, la cosiddetta zona rossa. È una frana viva che si muove, che continua a muoversi, che deve essere continuamente monitorata, ma la buona notizia è che la pioggia di stanotte non ha creato aggravamenti. Ce lo conferma il direttore dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, Francesco Turco, che proprio stamattina ha fatto un monitoraggio. Dunque così, almeno per stanotte, la frana non si è mossa? Sì, assolutamente. Insieme ai tecnici del Dipartimento di Protezione Civile abbiamo proprio appurato che effettivamente non c'è stato alcun movimento. Temevate anche voi però la pioggia? Chiaramente la pioggia è un qualcosa che va ad ampliare il fenomeno, sicuramente non a farlo regredire. La frana è costantemente monitorata da tutti i tecnici, in che modo? Ci sono delle attrezzature, delle strumentazioni che permette loro di poter capire il grado di un eventuale movimento o meno. Ecco, vedi e forse anche senti Michele, siamo qua in questa base dei Vigili del Fuoco dove c'è per tutto il giorno, ora è l'ora di pranzo e si è un po' interrotta una sorta di pellegrinaggio dei tanti sfollati, sono 1276 che vengono qui a chiedere il sostegno dei Vigili del Fuoco perché sono loro che devono accompagnare le persone, quelle che possono perché ci sono case totalmente interdette, a riprendere le proprie cose. Quindi quante persone vengono in media? Tenga conto che quotidianamente espletiamo circa 80 interventi di accompagnamento e di assistenza alla popolazione proprio per recuperare beni ed effetti personali che poi diventano anche degli affetti per qualcuno.
È un gran lavoro anche per voi e quindi in bocca al lupo, gran lavoro anche per voi. E anche da quello, dal recupero degli oggetti, passa il ritorno alla normalità, qua si tenta con grande difficoltà ma con grande voglia di tornare alla normalità. Uno dei passaggi è stato il riallaccio di luce e gas, perché pensate, centinaia di persone, oltre 2000 per giorni sono stati senza luce e gas e qui fa freddo, lo stiamo constatando anche noi. E poi un altro segno della normalità è la riapertura delle scuole, che è stata programmata per lunedì. Naturalmente le 3 che ricadono nella zona rossa resteranno chiuse, ma verranno accorpate ad altri plessi. E poi questo è un paese quasi isolato, perché le prime frane avevano interrotto le strade provinciali. Ebbene, da oggi c'è l'esercito che è arrivato, i ingegneri della Brigata Osta che stanno lavorando per creare una sorta di bypass e consentire appunto di rompere l'isolamento, ma anche di trasformare le strade agricole in strade praticabili e quindi consentire di nuovo la circolazione. Quelle frane che hanno interrotto le strade avrebbero dovuto essere un primo campanello di allarme, così come la frana di 30 anni fa, quella del 97, che forse è rimasta inascoltata, e su questo c'è un'inchiesta della Procura di Gela che segue 2 filoni, dovrà capire se ci sono state inadempienze e mancate bonifiche da parte degli organi preposti nel non fare quello che sarebbe stato necessario, ed è qualcosa di dovuto anche appunto ai cittadini che in queste ore rientrano accompagnati dai vigili del fuoco per mettere magari in un'auto le cose di un'intera vita. Vediamo dunque questo servizio su una famiglia di sfollati che abbiamo incontrato stamattina, e poi la linea può tornare allo studio. Questa famiglia ha lasciato anche un cartello: siamo sfollati, il contatto, per mettersi in contatto. State svuotando quello che potete? Stiamo prendendo le ultime cose prima che chiudano definitivamente la zona e non ci facciano più entrare a casa, tutti i ricordi di una vita. Buongiorno, avete impacchettato un po' tutto? Sì. State lasciando? Come vede, non è una cosa che non si vede, stiamo cercando di prendere almeno le cose più veramente di prima necessità. Siamo un po' accampati e giustamente questa è la situazione. Dove siete andati a stare? Dove vivete? Adesso proprio provvisoriamente in campagna, ma penso che si cercherà un'altra soluzione, perché ancora c'è anche mia mamma, e quindi siamo in 5 e siamo un attimino ancora accampati, però stiamo cercando di reagire perché siamo veramente senza veramente sangue nelle vene. Questa era la sua casa, signora? Questa è la mia casa, sì. Purtroppo, signora, come vede, ci ha detto mia figlia che siamo in pessime condizioni. Forse è quella a cui costa di più lasciare questa casa. Certo, e logicamente, signora, questa è stata la casa che ci abbiamo fatto con i nostri sacrifici, quindi... Che cosa sta portando lei? Ma è il necessario, signora, perché in una casa abbiamo tante cose. Il necessario è l'inverno, stiamo portando cappotte, cappottini, maglie. Qualche ricordo? Qualche ricordo, sì, delle fotografie stiamo prendendo. Ma lei spera di tornare presto qua? Io penso di tornare, signora. Lei che pensa che non le piace più tornare a casa sua? Siamo tutti così, perché siamo affezionati alle nostre case, alle nostre piccole cose che ci abbiamo fatto. La cosa che noi abbiamo perso la nostra identità, perché perdere una casa non è una cosa qualsiasi, non è una cosa normale. Ecco, perdere la casa significa perdere tutto. Per Niscemi, stop a mutui e tasse. La proposta oggi in Consiglio dei Ministri, l'esecutivo deciderà anche ammortizzatori sociali e aiuti alle imprese, ma vuole capire perché non si è fatto nulla per evitare il disastro dopo la frana del 97. Maglio Viola. Una indagine amministrativa per capire perché a Niscemi non si sia fatto nulla per evitare che la frana divenisse così devastante. La propone il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che nel frattempo si difende dalle accuse di non essere intervenuto quando era presidente della regione. Fu il comune di Niscemi a non chiedere mai nulla alla regione, dice. L'amministrazione non avrebbe neanche partecipato ai bandi per la messa in sicurezza del territorio. Per questo motivo, secondo Musumeci, nel PNRR non furono destinate somme alla frana di Niscemi. Ma il sindaco di Niscemi
Niscemi nega questa circostanza, racconta di aver sempre richiesto i fondi, quelli della fase 2 e 3 per contrastare la frana, deliberati nel 1997 dallo Stato italiano, 4 milioni di euro in tutti, sarebbero arrivati solo a dicembre del 2025, dice il primo cittadino Conti. Polemiche a parte, oggi il Consiglio dei Ministri vara i primi provvedimenti per Niscemi, stop alle rate dei mutui bancari e ogni altra obbligazione, cassa integrazione straordinaria, ammortizzatori sociali ed estensione dei contributi per le imprese coinvolte nella vicenda e che attualmente sono inattive. Rinviate invece la delibera sul ponte sullo Stretto, che non sarà trattata oggi ma solo per motivi di opportunità. Intanto si attende un'indagine tecnica per capire come si comporterà la frana nei prossimi giorni, mesi e anni, visto il rischio che la zona rossa debba ulteriormente allargarsi fino a 300 metri già la prossima settimana. Per trovare i fondi per le due catastrofi, frana e ciclone in Sicilia, si pensa a una parziale rimodulazione dei fondi FSC e oggi la Giunta Schifani emana i decreti attuativi della legge regionale approvata 2 giorni fa e poi si conta sul fondo Restore della Comunità Europea con la Commissione che conferma attenzione ai fatti del Sud Italia. Dalla solidarietà alle scelte concrete, Gela si fa avanti, assistenza immediata, strutture disponibili e anche aree per una possibile ricostruzione. Gela Italia. Non solo una solidarietà di facciata, ieri mattina l'amministrazione comunale di Gela guidata dal sindaco Terenziano Di Stefano insieme all'assessore Valeria Caci ha preso parte al centro operativo attivato in municipio Niscemi, trasformare l'emergenza in un piano di intervento concreto. Dal tavolo arrivano proposte precise. Nell'immediato il comune di Gela mette sul piatto la disponibilità di immobili confiscati alla mafia e di strutture di housing sociale presenti sul proprio territorio, spazi che potrebbero diventare punto di appoggio per le famiglie niscemesi colpite dagli effetti della frana. Sul fronte politico-istituzionale il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, dopo l'incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, guarda già oltre la fase critica. L'idea è quella di pensare a una Niscemi da rifondare, non solo da mettere in sicurezza. Ed in questo scenario che si inserisce la proposta più ambiziosa. L'amministrazione gelese si è detta disponibile a cedere aree rurali al confine tra Gela e Niscemi per un'eventuale ricostruzione. Un'ipotesi che secondo i tecnici potrebbe avere tempi di realizzazione relativamente rapidi. Tecnicamente servono le delibere di consiglio comunale di entrambi i consigli comunali e poi una delibera del governo regionale. Capite bene che proprio il tempo materiale, qualora ovviamente questa proposta venisse accettata, il tempo materiale di produrre gli atti e andare, ma veramente si correrebbe e si lavorerebbe anche di notte. Di Stefano sottolinea il fatto che Gela è pronta a qualsiasi forma d'aiuto per la popolazione niscemese e chiarisce che l'eventuale passaggio dei terreni avverrebbe attraverso un vero e proprio atto di donazione, nel pieno rispetto dell'identità e dell'autonomia di Niscemi. Non mettere a disposizione i terreni che rimarrebbero nel territorio di Gela, ma darli proprio a Niscemi, perché capiamo benissimo che l'identità niscemese deve rimanere. Un segnale politico forte che apre a nuovi scenari. Mentre l'emergenza è ancora in corso, sul tavolo non c'è solo l'assistenza, ma l'idea di una ricostruzione condivisa e il territorio prova a fare squadra. A Catania adesso, dove il ciclone Harry ha distrutto lidi e strutture balneari, il grido d'aiuto degli operatori del settore: rinviare la direttiva europea per agevolare ripartenza e investimenti. Interlocuzioni continue del sindacato di categoria con la regione. Tonino De Mana. Il ciclone Harry ha lasciato i balneari in un mare di guai e da Catania si leva alto il grido degli operatori del settore. Intere strutture sono state devastate ed ora serviranno aiuti straordinari per rimettersi in sesto e soprattutto bisognerà fronteggiare uno degli scogli più temibili, la burocrazia. Ad aggravare la situazione c'è l'incertezza sulla legge Bolkestein, secondo cui le concessioni demaniali in scadenza dovranno essere assegnate tramite gare pubbliche accessibili a tutti. Sull'argomento arriva la richiesta del presidente nazionale SIB-FIPE Antonio Capacchione. Che senza certezza sulla durata del titolo concessorio e quindi sulla Bolkestein la ricostruzione è impossibile. Senza la durata delle concessioni demaniali non possiamo stipulare mutui, non possiamo neanche pensare di investire. Sono continue le interlocuzioni con la regione siciliana che ha già accolto i punti richiesti dal SIB: esenzione canone 2026, semplificazione delle autorizzazioni per esecuzione dei lavori, ribascimento e interventi di protezione delle coste e risorse immediate per iniziare subito i lavori. Altre richieste dovranno essere discusse, su tutti l'abbattimento dei tributi locali, Tari ed IMU ed il recupero dei fondi da PNRR. Il tempo stringe. Che stagione si prevede alla playa?
uguale a tutta quella degli altri anni. Ci sono lidi che sono stati assolutamente devastati, ma grazie all'impegno delle nostre amministrazioni ci hanno garantito che ci porteranno ad avere la stagione aperta. La corsa contro il tempo è già iniziata. Sempre a Catania è prevista nel pomeriggio la riapertura al traffico del lungomare da Piazza Nettuno a Mancini Battaglia, ma con una novità. La carreggiata a lato mare sarà interessata dall'inizio dei lavori di rigenerazione che porteranno all'abbattimento del ponte di Ognina. Nel corso della mattinata è stata predisposta la segnaletica con un nuovo piano di circolazione che vedrà le uniche 2 corsie rimanenti a senso unico in direzione Ognina. Passiamo ad altre notizie. Giallo sul ritrovamento dei 3 cacciatori uccisi a fucilate nel bosco di Montagna Reale nel Messinese. Si indaga per omicidio-suicidio. Francesco Triolo. Qui tra i boschi di Montagna Reale al lavoro anche questa mattina gli uomini del RIS sono arrivati intorno alle 11:30 per analizzare la scena del crimine. È sempre un giallo il ritrovamento dei cadaveri di Denis Pino, 26 anni, Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pierniceto e il dell'82enne di Librizia, Antonio Gatani, avvenuto ieri pomeriggio. Tutti e 3 i corpi a pancia in su e tutti e 3 avevano un fucile da caccia. Le ferite sarebbero compatibili con armi da caccia e da un primo esame esterno eseguito all'ospedale Papardo di Messina si è accertato che uno era stato raggiunto da 2 colpi, gli altri 2 da un colpo solo. In procura a Patti c'è il massimo riserva. A coordinare le indagini il procuratore capo Angelo Cavallo con la sostituta Roberta Ampolo. Si scava nei rapporti tra i 3, tutti incensurati e nelle loro vite private. Non è escluso che a sparare sia stata una quarta persona. Sarebbe marginale al momento la pista dell'omicidio-suicidio. Se ne saprà di più dopo i risultati delle analisi proprio del RIS e dopo l'esito della prima osservazione fatta dal medico legale Giovanni Andò, che procederà poi all'autopsia. Intanto i magistrati e i carabinieri stanno sentendo parenti e amici. Almeno una decina sarebbero state le persone già interrogate. Palermo, nuovo blitz dei carabinieri allo Zen, 8 le perquisizioni, 5 gli arresti, fra questi un'intera famiglia dedita allo spaccio di droga. Decine le pattuglie impegnate con l'aiuto del nucleo elicotteri. Desiree Ferlito. C'è un intero nucleo familiare tra gli arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti nel corso di un'operazione coordinata dai carabinieri allo Zen 2 di Palermo, il cuore del quartiere. Padre, madre e 2 figli, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, tutti impegnati nella proficua attività di famiglia. A insospettire i militari è stato il gesto repentino di una mano che, osservata da un carabiniere appostato sul retro dell'abitazione, ha lanciato dalla finestra un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi. I militari hanno atteso a lungo prima che la porta venisse aperta. La famiglia si è mostrata poco collaborativa, ma gli accertamenti avrebbero confermato i sospetti degli investigatori. Continua la pressione sulla criminalità e il controllo da parte delle forze dell'ordine nel quartiere, troppo spesso teatro di violenza, criminalità e sangue. Anche il nucleo elicotteri e decine di pattuglie impegnati nel nuovo blitz dei carabinieri. 8 le perquisizioni domiciliari, 5 gli arresti in totale. All'interno dell'abitazione di un 31enne già noto alle forze dell'ordine, i militari hanno sequestrato oltre 50 dosi di hashish, pronte per essere immesse sul mercato. Nel corso del blitz è scattata anche una denuncia per detenzione di un'arma a salve modificata, rinvenuta con 26 bozzoli. Inoltre sono stati sequestrati 2 fucili da soft air che verranno inviati ai RIS di Messina per accertamenti tecnici. Il Tribunale di Enna ha ammesso Antonio Messina, che aveva denunciato gli abusi subiti, come parte civile nel processo per falsa testimonianza a carico del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e del vicario giudiziale Vincenzo Murgano, escluse famiglie e associazioni. Il processo si celebrerà con rito abbreviato a partire dal 12 marzo. A riposto i carabinieri hanno sequestrato un canile con 15 pastori tedeschi tenuti in pessime condizioni e sottoposti a gravi sofferenze. Il titolare, che è risultato anche privo della segnalazione certificata di inizio attività e del nulla osta igienico-sanitario, è stato denunciato per maltrattamento di animali.
A Palermo c'è uno spazio dove ognuno può prendere in prestito un libro e lasciarne un altro, e i residenti hanno creato inoltre una tettoia per proteggere i volumi dalla pioggia. Una bella storia che arriva da un quartiere difficile. Marco Gullà. Una tettoia per proteggere dalla pioggia la Casa dei Libri, una piccola libreria all'aperto nel quartiere dello Sperone. Un gesto semplice e spontaneo di un papà e di un nonno, di 2 alunni dell'istituto comprensivo Sperone Pertini, che racconta comunque il coinvolgimento attivo di una comunità in un quartiere periferico che ancora lotta contro la dispersione scolastica. Abbiamo avuto l'idea di pensare questa pensellina qua, e io assieme a un cugino mio l'abbiamo realizzata per evitare proprio di buttare libri, perché la gente prendeva i libri, venivano buttati, erano bagnati. Noi abbiamo costruito sta pensellina. La Casa dei Libri funziona come una libreria condivisa, a cielo aperto. È una libreria che si chiama Casa dei Libri, che è un luogo di book crossing, quindi di scambio di libri. Chiunque viene può prenderne uno in prestito e se vuole lasciarne uno. Con regolarità gli studenti frequentano lo spazio insieme con i loro insegnanti per attività di lettura in un piccolo giardino, sotto lo sguardo attento dei residenti dei palazzi circostanti. Molto bello, davvero. A Catania ha assegnata la Candelora d'Oro a Giovanni Cultrera di Montesano, che è il sovrintendente al Teatro Massimo Bellini. Il riconoscimento del Comune rientra nelle iniziative per i festeggiamenti di Sant'Agata. La grande tradizione di Edoardo De Filippo al Teatro Garibaldi di Modica. A quasi 100 anni dalla sua scrittura, la scena, la divertente commedia Ditegli sempre di sì. Veronica Barbarino. Teresina! Michele Murri, appena dimesso dal manicomio, è un uomo cortese, lucido e metodico. Tornato a casa dalla sorella, si ritrova però in un mondo dove la normalità è più sgangherata della sua mente ordinata. Giorno per le stravaganze che facevi, fui costretta a farti ricoverare in manicomio. No, Teresina, io lo sapevo. Teresina, se vogliamo andare d'accordo, tu non mi devi parlare di questa cosa, hai capito? A quasi 100 anni dalla sua ideazione, sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, Ditegli sempre di sì, di Edoardo De Filippo. Scritta nel 1927, la commedia, ancora attuale ma in scena con un tono più fresco, si fonda su situazioni paradossali in cui il confine tra ragione e follia si fa sottile e ambiguo. L'utilizzo di questo tema della pazzia serve a servizio di qualcos'altro, e noi diciamo i pazzi bisogna assecondarli. Secondo me Michele è pazzo perché gli si dice sempre di sì. La comicità, quindi, si intreccia a riflessioni profonde sulla natura dell'uomo e sulle percezioni del reale. Chi è davvero il pazzo e che cos'è, in fondo, la realtà? Già, belle domande. Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio. In Serie B il Palermo domani sfiderà il Bari, in Serie C il Catania domani parte per Potenza e sabato giocherà con il Sorrento. State con noi. Calcio, un aggiornamento su Niscemi. Il ministro Musumeci ha annunciato che firmerà oggi il decreto per una commissione di indagine per capire perché dopo il 1997 non si è proceduto a mettere in sicurezza il versante che poi è franato. Siamo al calcio dunque, campo e mercato per il Palermo che domani giocherà a San Nicola contro il Bari. Si allontana Matteo Tramoni, il Pisa adesso lo considera incedibile. Marco Gullà. È vigilia di campionato. Il Palermo infatti domani giocherà al San Nicola contro il Bari, ma sono ore decisive anche per il calciomercato. Nonostante un pressing costante del club rosanero e un'offerta economica di rilievo, circa 6 milioni di euro, il Pisa ha alzato il muro per Matteo Tramoni. Il club nerazzurro avrebbe infatti deciso di togliere il giocatore dal mercato, considerandolo un pilastro inamovibile del proprio progetto tecnico. Fallito l'assalto a Tramoni, il baricentro delle trattative si è immediatamente spostato verso
Cremona. L'obiettivo numero 1 è ora Dennis Jonsen, un profilo che la dirigenza ritiene funzionale e soprattutto più sostenibile dal punto di vista economico. Piace anche ad Inzaghi. Sullo sfondo rimangono vive altre piste come quella per Dani Mota del Monza e Pierini del Sassuolo. In vista del match di domani a Bari, consueti dubbi di formazione per Inzaghi, che sembra orientato ad accantonare l'esperimento dello spostamento di Segre sulla tre quarti. I ballottaggi aperti sono due, uno in difesa tra Beresischi e Peda per il ruolo di braccetto di destra e uno sulla tre quarti tra Vasic e Leduaron per il posto da affiancare a Palumbo alle spalle di Poyampalo. Domani fischio d'inizio alle 20:30. Il Catania domani parte per Potenza, dove sabato giocherà con il Sorrento. Servizio di Marco Carri. Altra tappa del cammino, tutte importanti per dirla con toscano. A Potenza col Sorrento. Il Catania parte venerdì mattina, sabato alle 14:30 la partita. I rossazzurri sono reduci da due grandi iniezioni di fiducia, la vittoria di Monopoli che ha dato convinzione per le gare in trasferta e il dominio col Cosenza che ha ribadito l'infallibilità interna dei rossazzurri al Massimino. A proposito, l'unico pareggio casalingo è stato proprio con il Sorrento, prossimo avversario. È stata la squadra che ha pareggiato a Benevento, quindi ci vuole il miglior Catania sabato a Sorrento. Dobbiamo dare continuità ai risultati in trasferta dopo la vittoria di Monopoli, perché oggi il nostro percorso dice che in casa ci possiamo rimproverare poche cose, fuori casa qualcosa potevamo fare in più. Senza Casasola squalificato sono Raimo e Ponsi le alternative. In difesa Carnelutti e Ierardi si candidano come braccetto e contendono il posto ad Allegretto che ha fatto bene. Sicuro in mezzo Miceli. A centrocampo ballottaggio fra Corbari e Di Noia, in attacco solita abbondanza con Forte che scalpita per tornare in campo. Dopo il Sorrento riposo perché non si gioca a Catania-Trapani, una data che i rossazzurri accoglierebbero con favore per il recupero è quella del 18 febbraio. Fra le sfide di Siracusa e con il Giuliano. Si vedrà. Intanto c'è la prossima tappa, quella di sabato al Viviani. Una squadra forte e noi lo siamo, perché l'abbiamo dimostrato. Prepara le partite, affronta le partite tutte alla stessa maniera. Oggi che il campionato è entrato nel vivo, devi essere ancora più dentro questo concetto. Ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.